Benvenuti. Il mio sarà un intervento introduttivo, se vogliamo, rispetto a questo panel. E abbiamo appunto analizzato un po' la situazione, il panorama italiano degli osservatori del turismo delle regioni, delle province autonome, partendo da un confronto con la piattaforma del Veneto, che è stata presentata in precedenti occasioni di Digital Tourism, su cui però tornerò velocemente anche oggi. È già stato sottolineato da molti diciamo, dei relatori di questa mattina che dati e informazioni sono oggi essenziali per la gestione di un sistema territoriale, e questo in ambito turistico significa avere un approccio data-driven. Poi sentiremo Mirko Lalli forse che puntualmente ci dirà cosa si intende per questo. Approccio data-driven come premessa per nuove strategie ed azioni. Ecco, il tema vero è cosa farci con questi dati, perché a volte rischiamo che siano solo, come dire, utilizzati ai fini di comunicazione, ai fini di, diciamo, di una certa autoreferenzialità anche delle destinazioni. Invece, se davvero vogliamo avere delle strategie data-driven e di vero approccio di destination management, destination marketing, questo presuppone una consapevolezza da parte di tutti gli attori del territorio dell'importanza dei dati e della cultura del dato. E poi un tema, lo ricordava anche uno degli ultimi intervenuti questa mattina, Sean, il fatto che vi sia una conoscenza diffusa dei dati, che questi dati siano effettivamente accessibili a tutti, che non siano chiusi in bunker come in qualche modo, in modo efficace si rappresentava questa mattina. Ecco, quindi che abbiamo voluto provare a indagare il livello di sensibilizzazione nella raccolta dei dati, utili a comprendere la complessità del fenomeno turistico, a verificare quanto sia effettivamente diffusa la cultura del dato e come siano organizzate le diverse regioni italiane nella raccolta, interpretazione, diffusione e soprattutto utilizzo dei dati, proprio ai fini di una vera gestione data-driven del turismo. Partiamo dal caso del Veneto perché giochiamo in casa e perché in qualche modo è stato utilizzato come parametro di riferimento per il confronto anche con gli altri osservatori. Osservatorio del turismo regionale federato. Già questo nel nome ci dice qualcosa, ci dice che il tentativo è quello di avere una raccolta di dati che non avviene solo al centro, solo da parte dei soggetti promotori, che ricordo essere Unioncamere del Veneto, Regione del Veneto, ma anche le 17 destinazioni, i centri studi come il CISET, la società di gestione degli aeroporti del sistema del Nord-Est, SAVE, e anche, come dire, tutti gli atenei del Veneto e tutte le associazioni di categoria principali dell'ambito turistico e non solo. E questo osservatorio è nato a seguito del piano strategico 2018-2020 e l'obiettivo è proprio quello di voler essere, attraverso la propria dashboard, uno strumento di condivisione accessibile e di facile fruibilità per tutti gli stakeholder. La dashboard, per chi la conosce, è suddivisa in tre sezioni: un'area notizie, come dire, che riporta informazioni relative a ricerche, statistiche provenienti da diverse fonti, anche delle news collegate a elementi di trend. Un'area documentale, sia con dati statistici, diciamo quelli ufficiali che ricordava poco fa Adriana Miotto, ma anche report provenienti dalle diverse destinazioni del Veneto, gli apporti delle organizzazioni sindacali, gli apporti delle singole destinazioni, e anche, diciamo, funge un po' da hub, perché senza dover andare su Enit o su molti altri siti, UNWTO, eccetera, la dashboard ha anche l'obiettivo di fungere un po' da hub per tutto ciò che è conoscenza del dato. La parte forse più significativa e innovativa, di quella vi parlerò un po' più approfonditamente, l'area visualizzazione dinamica e interattiva di dati e indicatori. Vedete, questa è la home page del portale, che peraltro è in fase di aggiornamento e revisione. Ecco, anche i dati tradizionali sono esposti in modo interattivo nella dashboard dell'Osservatorio del Turismo Veneto, e quindi è possibile vedere regioni di origine, dei flussi, destinazioni, fare confronto facilmente con, adesso io non vi mostro il meccanismo per ragioni di tempo, con elementi di data visualization con serie storiche, o confrontare diciamo, i mercati di provenienza dei flussi,
fare dei focus su singoli mercati o anche analizzare e confrontare tra loro le diverse destinazioni anche in termini omogenei. Ma se arrivi e presenze sono ancora utili, non sono però più sufficienti a comprendere la complessità del fenomeno turistico. Ecco allora che intervengono nella dashboard alcuni strumenti che riteniamo particolarmente significativi. Oltre all'indagine sulla congiuntura messa in campo trimestralmente da Union Camere del Veneto, che quindi dà una panoramica dello stato dell'arte per le imprese del sistema della filiera turistica, questo tool è molto interessante ed è messo in campo grazie alla collaborazione con The Data Appeal Company, come avremo modo di sentire poi, e come ci ricordava anche questa mattina Damiano De Marchi, ci consente di avere gli highlights, perché poi la dashboard di Data Destination di Travel Appeal è più completa e complessa. Qui abbiamo nell'Osservatorio del Turismo Veneto gli highlights di quella che è la reputazione online, sia a livello regionale, sia delle 17 destinazioni, ma anche di alcuni marchi d'area, cioè sottoambiti di destinazioni, organizzate quindi per una panoramica sulla ricettività, sulle imprese ricettive, su locali e ristorazioni e sulle attrazioni, e poi nel complesso la singola destinazione. È un dato molto interessante e oggi sempre più rappresentativo, intanto perché non ha una o due fonti dati, ma le fonti sono davvero numerose, da tutti i portali di prenotazione, a tutti i social, a tutti i portali di recensione, sono davvero decine le fonti analizzate. E ormai la rappresentatività di questi contenuti è data dal fatto che la curva della numerosità dei contenuti ormai è del tutto sovrapponibile a quella di arrivi e presenze, il che ci fa avere quasi in tempo reale qual è lo stato dell'arte da un punto di vista quantitativo, ma ovviamente a noi questi dati interessano per un aspetto qualitativo, perché servono sia alle imprese per capire dove sono deboli per destinazione, sia alle attrazioni, ma anche, come dire, a chi deve programmare per decidere in che direzione andare, ad esempio con gli investimenti a favore di imprese o di destinazioni. Un altro tool molto interessante è diciamo, una vera e propria sezione di Hospitality Data Intelligence che abbiamo inaugurato qualche mese fa in collaborazione con Federalberghi Veneto, con Taita Veneto, con la Camera di Commercio di Padova, Padova Visitor Convention Bureau e soprattutto con l'apporto molto qualificante di un'altra azienda che è H-Benchmark, Hospitality Benchmark. Ecco, qui siamo su un elemento di dato da un lato economico, perché non abbiamo più solo una rappresentazione quantitativa dei flussi turistici o un giudizio sulle destinazioni, sui territori, ma abbiamo ad esempio un indicatore molto importante in termini di performance che è quello del tasso di occupazione delle camere, organizzato per cluster, quindi città d'arte, mare, lago, terme, montagna, e per quanto riguarda mare e lago, suddivisi anche tra il ricettivo alberghiero e il plein air. Ma oltre al dato del tasso di occupazione abbiamo indicatori tipicamente di gestione alberghiera o comunque del ricettivo che però possono dare delle indicazioni molto significative anche per le destinazioni, come il ricavo medio per camera disponibile o il prezzo medio, l'ADR, per il prezzo medio di vendita di una camera. E quello che è interessante è che possiamo analizzare questi dati raffrontandoli ai 2 anni precedenti e anche alla situazione pre-Covid. L'altro dato molto significativo è che possiamo capire da quali canali di vendita, diciamo, avvengono le prenotazioni, cioè quanti sono attraverso le OTA, quanti sono un'altra forma di prenotazione online, ad esempio attraverso il sito di destinazione o attraverso il sito della singola struttura ricettiva, quanti vengono invece ancora tradizionalmente offline, e altrettanto possiamo capire diciamo, le nazionalità di provenienza delle prenotazioni, e questo ci dà anche periodicamente, settimanalmente, il dato di permanenza media del periodo antecedente e mensilmente il dato medio di occupazione appunto dei posti letto delle camere per il mese precedente. L'altro elemento molto significativo è l'elemento di forward, di previsione, che diciamo assimila questa piattaforma anche a quella che diciamo integriamo di Data Appeal,
ovvero riusciamo ad avere un elemento previsionale su questi stessi indicatori per i prossimi 3 mesi. Ovviamente è un elemento previsionale che, come le previsioni del tempo, si affina man mano che ci si avvicina alla data considerata. Però è la prima volta che siamo in grado di capire adesso cosa succederà con le prenotazioni, qual è lo stato dell'arte, ad esempio già al Ponte dell'Immacolata o per Natale, ed è un dato che ovviamente da oggi in poi è destinato a crescere. Ecco, partendo da questa situazione del Veneto abbiamo compiuto un'analisi comparativa delle diverse piattaforme degli osservatori turistici regionali quando sono presenti, evidentemente. Con che parametri? Andando a vedere quando sono stati istituiti, da chi sono stati costituiti, l'elemento organizzativo e gestionale, il livello di accessibilità e di usabilità, anche la presenza o meno di elementi interattivi, la natura e la tipologia dei dati, se si tratta di serie storiche, di pubblicazioni, quali sono anche le eventuali fonti, e diciamo se oltre ai dati tradizionali abbiamo anche la presenza di dati diversi come quelli che ho ricordato poco fa relativamente al sentiment o relativamente, come dire, a strumenti di performance, e anche se posseggono, come dire, le piattaforme evidenziano questi dati attraverso degli strumenti di data visualization. Andando quasi a mo' di sussidiario da nord-ovest a nord-est a scendere, abbiamo analizzato per primo l'osservatorio turistico della Val d'Aosta. Questo è un esperimento interessante di partnership, diciamo, pubblico-privata, perché abbiamo partner come Gioca Aosta, la Fondazione Montagne Sicure che è partecipata dalla Regione Val d'Aosta, Federalberghi Val d'Aosta, ma anche Federalberghi Torino, e una serie di consorzi e le associazioni, come dire, di diverse categorie, di diverse professioni in ambito turistico, con un apporto molto importante del Centro Studi Turismo OK, che è una realtà privata molto dinamica e che sicuramente ha dato un valore aggiunto a questa piattaforma. Ecco, come vedete da questo screenshot abbiamo alcuni dati tradizionali come l'analisi del ricettivo, ma anche analisi dei servizi delle professioni turistiche, cosa che non si trova molto spesso, analisi degli eventi turistici e quindi la ricaduta degli eventi. Un elemento interessante è sicuramente dato dalle analisi dei competitor, ad esempio la Val d'Aosta è una destinazione molto caratterizzata dal turismo montano, si confronta molto spesso con regioni o province autonome di questo stesso ambito, c'è un confronto credo presente in questo momento con il Trentino, e una buona analisi dei mercati di provenienza. Ecco, nella dashboard si analizzano anche varchi stradali, comunali e regionali, quindi si misurano gli accessi su base mensile, settimanale, con variazioni dall'ultimo anno disponibile precedente, e questi, diciamo, tutti i dati che ho ricordato sono presenti dal 2015 fino appunto all'ultimo anno chiuso, con alcuni anni, diciamo, anche con i dati dell'anno in corso. Se vogliamo fare una sottolineatura, forse questo osservatorio non è completamente open perché alcune sezioni sono, diciamo, accessibili solo dopo essersi registrati, ma è una cosa molto facile e immediata. Ecco, un altro osservatorio molto interessante, anzi con diversi livelli di osservatorio al proprio interno, è quello messo a punto dalla DMO del Piemonte. Qui siamo in presenza di una delle non moltissime DMO regionali, Visit Piemonte, e la dashboard dell'osservatorio è integrata all'interno del menu del sito della DMO. Vedete non solo l'osservatorio turistico della regione Piemonte, ma anche gli osservatori di alcuni ambiti territoriali, di alcune ATL, come quelle delle Langhe Monferrato Roero, quelle del Biellese, quelle del Cuneese. Poi la struttura della dashboard è simile per tutti e tre i livelli. Troviamo studi, indagini, ricerche, sondaggi in Italia e all'estero, report annuali, devo dire con un buon livello di aggiornamento, sia sulle serie storiche ma anche sulle prospettive future. Anche qui c'è un'interessante partnership, una con DataPil, come per il Veneto, e una con il gruppo Mastercard. Ecco, queste due partnership consentono sostanzialmente di monitorare l'andamento e gli effetti del turismo attraverso due indicatori, lo Spending Index, proprio rapportato ai dati che provengono dal gruppo Mastercard,
e diciamo Travel Appeal Index, che sostanzialmente sono i dati che abbiamo esposto sinteticamente anche per il Veneto, messi in campo attraverso la collaborazione con The Data Appeal Company. Ecco, ovviamente non posso soffermarmi sul dettaglio di ciascun indicatore, ma poi avete i link e potete andare ad approfondire direttamente di persona queste piattaforme. Ecco, nel caso della Lombardia siamo in presenza, se vogliamo, di dati molto tradizionali, però l'elemento interessante strutturato dall'organizzazione di Polis Lombardia, che è la società della regione che gestisce, come dire, la visualizzazione, la data visualization di queste dashboard dell'ambito lombardo, e il fatto nuovo, dicevo, che è organizzata su diversi livelli. Livello regionale, livelli provinciali e livello dei singoli comuni. Ognuno di questi livelli dispone di una propria dashboard. Ecco, poi vedete i dati che qui vediamo esposti al 2021, sono quelli, se vogliamo, ufficiali, statistici, capacità ricettiva, flussi turistici, provenienze, stagionalità, però con delle infografiche molto agili, intuitive, dinamiche, e anche la cosa carina, soprattutto per ricercatori, studenti, ma anche per le imprese, è quella di poter, diciamo, ricavare direttamente dalla dashboard delle presentazioni, dei PowerPoint, oltre ovviamente i classici file CSV o Excel che rendono il dato completamente libero ed interoperabile. Ecco, un'altra piattaforma interessante è quella di IDM Südtirol. A dire il vero, l'Alto Adige-Südtirol dispone di due diversi ambiti di osservatorio. Uno collegato all'istituzione, diciamo, che gestisce la destinazione, quindi la provincia autonoma di Bolzano, e appunto IDM Südtirol, Innovators, Developers, Marketers, e poi anche l'osservatorio del turismo sostenibile, STOST, curato da OIRAC Academy Research di Bolzano, e che aderisce alla rete internazionale degli osservatori per il turismo sostenibile messa in campo dall'UNWTO, cioè la INSTO. Ma andiamo ad analizzare la dashboard di IDM Südtirol. Quello che ognuno di voi potrà constatare direttamente è che si tratta di una piattaforma molto user-friendly, molto intuitiva, dinamica, accessibile, molto colorata, anche di facile navigazione, sia in italiano che in tedesco, ed è interessante quindi la panoramica di statistica e analisi di dati sul turismo in Alto Adige, con anche la scheda dei paesi ospiti, cioè dei turisti che caratterizzano il turismo del Sud Tirol, e dati su pernottamenti, provenienze e numerose infografiche scaricabili o stampabili, oltre a indicatori tradizionali come arrivi, pernottamenti, numeri di posti letto, eccetera. Troviamo l'indice CAGR, cioè il tasso di crescita media dei pernottamenti negli ultimi 5 anni, e questo consente molto alla destinazione di mettere in campo analisi predittive basate sulle serie storiche e su questa crescita. Molto ben strutturata, devo dire, anche la sezione focus su singoli mercati. Non troviamo invece presente questa diciamo dashboard, pur molto, diciamo, dinamica e moderna, intuitiva. Non troviamo dati però su indicatori diversi da quelli delle statistiche ufficiali tradizionali. Ecco, vediamo invece l'esempio dell'Emilia-Romagna. Qui siamo in presenza di una collaborazione, anche in questo caso, tra Union Camere dell'Emilia-Romagna e la regione Emilia-Romagna. Anche qui presenza di dati, se vogliamo, in parte tradizionali, con analisi dei prodotti turistici della Riviera Romagnola, dell'Appennino, delle città d'arte d'affari, e diciamo delle località termali con report annuali e stagionali, anche qui scaricabili, analisi su singole destinazioni, questo è interessante, e un fatto non molto rinvenibile in altre dashboard, un'analisi di eventi, un'analisi anche delle ricadute economiche, degli effetti diretti e indiretti indotti sugli eventi come il Giro d'Italia o il meeting dell'amicizia dei popoli di Rimini. E anche qui troviamo la rilevazione invece, soprattutto sulla costa, dei passaggi ai caselli autostradali, oltre ai dati, diciamo, sul meteo nel periodo estivo, che può
mettere in correlazione l'andamento della stagione, soprattutto balneare, con appunto il condizionamento meteo. E ci sono anche gli esiti di alcuni sondaggi che vengono condotti da questo osservatorio. Ecco, l'ultima piattaforma che esaminiamo in modo compiuto è quella della Sardegna, Osservatorio del Turismo, Commercio e Artigianato. Questa piattaforma è frutto, diciamo, di un'iniziativa sviluppata nell'ambito della programmazione del FOR-FESR, quindi dei fondi di sviluppo regionale europei posti in essere dalla Sardegna tra il 2014 e il 2020, nell'asse 2 Agenda Digitale, e in conseguenza di questo si tratta anche di una piattaforma interattiva in italiano e in inglese. Anche qui troviamo numerose infografiche e dati scaricabili in formato CSV. Siamo in presenza di una piattaforma, vorrei dire, open data da questo punto di vista, anche se i dati sono spesso tradizionali, arrivi e presenze su base trimestrale, semestrale o annuale, con filtri geografici, report scaricabili, dataset facilmente esportabili. C'è stata una sperimentazione, come per molte regioni e destinazioni, dell'utilizzo dei dati provenienti dalle celle telefoniche, in collaborazione in questo caso con una delle compagnie che offre il servizio, e questo ha portato all'individuazione di co-visite tra aree e punti di interesse turistici, quindi si è riusciti in qualche modo a capire anche le correlazioni tra i diversi punti di interesse e le diverse destinazioni. Ecco, come spesso però avviene in casi di progetti come questo, ci troviamo di fronte al fatto che quando finisce un po' la benzina, diciamo così, quando finisce il finanziamento, si interrompono le sperimentazioni, soprattutto quelle più innovative. Ricordava più di qualcuno questa mattina l'importanza di dare continuità a questo tipo di iniziative, che vuol dire investimento. Noi stessi vediamo con la Regione del Veneto ogni anno la fatica che facciamo a presidiare la continuità, come dire, delle partnership per alimentare e implementare i dati dell'osservatorio. Invece è un tema che dovrebbe essere molto presente a chi, diciamo, fa programmazione, a chi gestisce le destinazioni. La panoramica sugli altri osservatori, non me ne vogliono i colleghi di altre regioni, è a volo d'uccello, perché molto spesso sono caratterizzate dalla mancanza di piattaforme dedicate, anche quando noi sappiamo, per il caso Toscana, avere una dataset, anzi una serie di dataset e di strumenti per nulla, diciamo, secondi a quelli delle regioni che abbiamo testé illustrato e visionato. Negli altri casi siamo in presenza spesso di indagini, report su dati statistici, serie storiche, i classici arrivi e presenze, capacità ricettiva. In alcuni casi si arriva ad avere i dati sull'occupazione per strutture ricettive, in altri casi organizzati per cluster tematici o per sistemi turistici locali, ovvero destinazioni, per provenienza turistica. Qui vedete un excursus delle diverse regioni, eccetera. Quindi, in sostanza e in sintesi, c'è ancora molta strada da fare. Almeno questo è il mio punto di osservazione. Parlo a partire dal Veneto, si può decisamente migliorare e implementare, ma quello che è importante, come dire, avere la consapevolezza della cultura del dato e non trascurare questo approccio data driven, e soprattutto però, ripeto, non usare questi dati solo per comunicare, per qualche comunicato stampa, per qualche conferenza stampa di fine anno, ma utilizziamoli davvero come strumento di lavoro. E in conclusione vorrei dire che è essenziale una grande collaborazione tra le diverse regioni, province autonome, Ministero del Turismo, ENIT, Unioncamere e ISNAT, anche per ottimizzare sforzi organizzativi, finanziari, gestionali, per evitare di acquisire 2 volte lo stesso dato, per fare delle economie di scala, per fare una verticalizzazione della cultura del dato, dal livello locale di destinazione a livello regionale fino a livello appunto nazionale. Quello a cui puntiamo tutti, credo, anche in vista della messa a punto del Tourism Digital Hub di cui abbiamo sentito parlare questa mattina, è il varo di un vero osservatorio del turismo nazionale federato, magari ricongiungendo anche i percorsi che oggi sono divergenti tra Ministero, ENIT e Regioni da un lato e ISNART e Unioncamere dall'altro, come si sta facendo del resto proprio in Veneto. Grazie, io mi fermo qui e lascio la parola agli altri relatori.
Grazie mille Stefan per aver dato questa bellissima panoramica, questo benchmark tra i diversi osservatori che abbiamo in Italia. Io avrei un paio di domande prima di passare all'intervento successivo. Una appunto delle domande che volevo fare anche sulla scia di quanto ci siamo detti questa mattina è che è un po' insomma quello che stavi dicendo adesso in conclusione, i livelli che possono avere gli osservatori, cioè da un livello locale, insomma, o provinciale, regionale, nazionale, quanto ha senso arrivare anche a un osservatorio, diciamo, prettamente di destinazione, è la prima domanda. La seconda, quanto appunto, ma già in parte hai risposto all'importanza invece poi di arrivare a un osservatorio a livello nazionale, ma soprattutto anche dove vi è una possibilità di comparare il dato, quindi dati che siano realmente comparabili tra più regioni, perché questo ovviamente ci permetterebbe di leggere il dato e poi di insomma, attuare delle strategie ovviamente di diverso tipo. E poi dopo delle altre domande un po' più pratiche, diciamo, quali sono stati gli step, diciamo, operativi che come Regione Veneto abbiamo intrapreso per arrivare alla costituzione, diciamo, di questo osservatorio, visto che ci sono molte persone collegate da tutta Italia dove probabilmente non hanno un osservatorio, quindi potrebbe essere utile anche, diciamo, questo tuo punto di vista. Ma credo che molte risposte arriveranno anche dagli interventi successivi. Io credo che il concetto sia quello della destinazione matrioshka. Questo vale per l'organizzazione delle destinazioni e di conseguenza vale anche per gli osservatori. Credo valga la pena avere un livello di business intelligence a livello di destinazione territoriale e anche ai livelli ovviamente superiori. Ovviamente cercando di evitare di fare tutte le stesse cose e di acquisire tutti gli stessi dati. Guardo Mirko Lalli, noi i dati che acquisiamo da loro vengono esposti a livello di destinazione, quindi già aggregati, ma hanno una granularità fino a livello comunale. Ora su quel livello lì si può inserire, che ne so, una destinazione che abbia quel livello di ambito, magari una destinazione che abbia diverse, diciamo, presenze e una numerosità turistica significativa. Non ha senso che lo faccia la singola località. Poi non tutto deve essere fatto al centro, quindi il concetto di federato nasce proprio per dire alimentiamo anche bottom-up gli osservatori, implementiamoli con le analisi delle destinazioni. Molto spesso noi leggiamo, anche in Veneto, sia da associazioni di categoria sia da destinazioni, leggiamo la presentazione della tale indagine e poi noi dobbiamo rincorrerli e dirle ma ce li fate pubblicare perché diventino patrimonio comune, siano messi a fattor comune. Ecco, credo questo sia la sfida che vale anche col livello nazionale, a cui io credo molto, cioè un osservatorio nazionale federato, credo ne parlerà in qualche modo anche Antonio Pezzano, è assolutamente indispensabile. Anche qui davvero evitando sovrapposizione di sforzi organizzativi, finanziari e gestionali. Cosa abbiamo fatto noi? Beh, il fabbisogno dell'osservatorio è emerso durante il piano strategico del turismo, quando, sedendoci ai diversi tavoli tematici, tutti gli stakeholder dicono sì, va bene, arrivi e presenze, ma abbiamo bisogno d'altro per capire meglio e per, diciamo, orientare i nostri ragionamenti, per fare le nostre scelte, per dare i nostri suggerimenti. Da lì è nato. La scelta di un protocollo d'intesa all'inizio è stata un po' criticata, dicono ma questa governance così complessa, 45 soggetti firmatari di un protocollo. In realtà questo è l'unico modo per cercare di responsabilizzare tutti gli attori del panorama e di un sistema turistico, che poi sottoscrivere il protocollo però non è sufficiente. Il concetto di federato, nel senso che dicevo poco fa, cioè che tutti concorrono ad alimentare quella che per noi è una casa comune. Questo non è l'osservatorio, nel caso del Veneto, della regione o di Union Camere. Questa è la casa comune del sistema turistico regionale e come questo dovrebbe essere vissuta da parte di tutti gli attori. Insomma, ecco, direi questo come dato pratico. Insomma, ecco.